Buon venerdì 30 gennaio, ben ritrovati con la nostra prima edizione dei telegiornali di Antenna 3, il primo appuntamento con gli aggiornamenti, le notizie delle ultime ore dalla nostra regione. Avremo la cronaca come sempre di cui raccontarvi, ma poi anche spazio alla politica, perché tra pochissimo inizierà a Mestre la conferenza stampa del senatore Andrea Martella. Insomma, annuncerà la sua candidatura alle amministrative di Venezia, poi andremo a sentire le voci dei sindaci dei comuni trevigiani di confine, chiamiamoli così, sempre più decisi a chiedere un referendum per il passaggio a Friuli Venezia Giulia. Ma iniziamo, come detto, con la cronaca, con l'accoltellamento in via Foscolo a Padova, a ridosso della stazione ferroviaria. Il questore ha firmato una serie di DASPO a carico della sedicenne denunciata e di due amiche presenti durante la lite. La lista dei provvedimenti è lunga e ha raggiunto non solo la sedicenne nata in Moldavia, accusata dell'accoltellamento, ma anche altre due amiche che hanno assistito alla scena. Sono le 17 di mercoledì, quando in via Ugo Foscolo la lite, forse per motivi di gelosia tra due giovanissime, finisce nel sangue. Ad avere la peggio una ventenne che viene ferita con un cutter ad un orecchio e a una mano e sarà poi curata in pronto soccorso con una prognosi di 5 giorni. I passanti chiedono aiuto e sul posto arriva una pattuglia della polizia locale che soccorre la ferita e ferma e denuncia la sedicenne per lesioni e porto abusivo di coltello. Gli accertamenti a questo punto proseguono. La sedicenne è già ben conosciuta, per lei scattano un DASPO Willy di 3 anni, un DASPO sportivo fuori contesto della durata di 5 e il divieto di uso del trasporto pubblico per 1 anno. Le indagini permettono di identificare anche altre due giovanissime. Una ventenne che vive in provincia, che aveva aggredito una minorenne alla Periscio di Arsego lo scorso aprile, viene raggiunta da un DASPO fuori contesto di 5 anni. Stesso provvedimento per una sedicenne di origine marocchina che faceva parte della banda di ragazze che nell'ottobre scorso avevano malmenato e rapinato una coetanea a Piove di Sacco. E allora andiamo a Mestre, dove è appena iniziata la conferenza stampa in vista delle amministrative di Venezia con il senatore Andrea Martella. Sentiamo le sue parole, le sue dichiarazioni. Forza. Venezia in questi anni ha perso troppo, ha perso residenti, ha perso funzioni, ha perso occasioni per i giovani e quindi c'è bisogno sicuramente di cambiare, perché si è indebolita la città storica, si sono sentite abbandonate Mestre e Marghera e tutte le altre realtà che vengono chiamate periferiche, ma che in realtà sono il cuore pulsante della vita della nostra città. E voi lo sapete che la sicurezza è diventata una preoccupazione per migliaia di famiglie nella nostra città, a Mestre in modo particolare. Voi sapete che la crisi abitativa rischia di essere un fattore di espulsione e che molto spesso il lavoro è un lavoro insicuro, instabile e che non viene sufficientemente valorizzato. Allora questa non è solamente una crisi economica, una crisi sociale, una crisi demografica, ha a che fare con una crisi di visione, della città e quindi di strategia. Ecco, allora è qui che entra in campo la responsabilità. Ci ritorno, è la responsabilità della politica. E in questo scenario, come sapete, nelle ultime settimane mi è stata rivolta una richiesta chiara da parte delle forze progressiste, ambientaliste, riformiste e civiche veneziane, che voglio ancora una volta ringraziare per la loro fiducia, una richiesta da loro e anche da tante persone che studiano, che lavorano, che vivono in questa città, la richiesta di un impegno diretto, di candidarmi a sindaco di Venezia. Ecco, voglio dirvi che oggi accetto questa responsabilità. Lo faccio con grande umiltà, con il rispetto per la complessità di questa sfida e anche con la convinzione che Venezia abbia la forza e le energie per ritornare ad essere all'altezza della sua incomparabile storia.
Come sapete, io ho scelto Venezia molti anni fa. Sapete che vivo a Mestre, a poche centinaia di metri da qui, e Venezia è la città alla quale ho dedicato la parte più grande della mia azione politica e pubblica, sia come parlamentare sia come componente del governo. E oggi penso che si possa dire che Venezia ha bisogno di una discontinuità vera, ha bisogno di ritrovare dignità, ha bisogno di avere un nuovo progetto e di avere una nuova speranza. Ecco, dignità, speranza, progetto, valori fondamentali rispetto ai quali noi dobbiamo orientare il lavoro dell'amministrazione nuova che verrà. Perché c'è bisogno non solo di nuove politiche, ma c'è bisogno di rinnovamento anche nel modo di governare. Venezia ha bisogno di amministratori che si prendano davvero cura delle persone e della città, e non per gestire l'esistente, non per soluzioni improvvisate, ma con una direzione chiara e nuova. E questo richiede non solo politiche nuove, richiede anche un metodo nuovo. Deve ritornare in questa città il confronto, il dialogo, la partecipazione, cose che sono mancate nel corso di questi anni, e c'è la necessità di dare più vicinanza ai quartieri, alle municipalità che andranno rifondate con deleghe e risorse precise. Insomma, c'è bisogno di un governo pubblico più forte, c'è bisogno di una governance più semplice e capace di tenere insieme la città storica, le isole, la terraferma, valorizzandone le specificità, e capace di affrontare i grandi temi che noi abbiamo di fronte, che sono le grandi sfide che ci aspettano. E quali sono? Beh, innanzitutto la qualità della vita, come criterio di ogni scelta promossa da un rinnovato welfare municipale, una qualità della vita a cui dobbiamo tendere come primo obiettivo per tutti i cittadini veneziani. E poi ancora il diritto alla casa, per restare a Venezia o per tornare a Venezia. E ancora la sicurezza come diritto, come esperienza individuale, come bene comune e non come slogan, come l'abbiamo vista trattare nel corso di questi anni. E ancora un'economia vitale e sostenibile, capace di garantire lavoro stabile, in dignità. E ancora il rilancio di Mestre come una realtà urbana viva e sicura, capace di assorbire funzioni metropolitane, capace di attrarre giovani, studenti, capace di creare opportunità e sviluppo. E ancora, pensate quanto è importante la tutela della città e della laguna come responsabilità pubblica di tutti, con precisi finanziamenti che devono tutelare questo nostro bene unico ed immenso. E ancora una politica del turismo equilibrata, attenta a mitigarne l'impatto sulla città, e quindi una industria, come possiamo dire, intelligente, non pervasiva, non impattante sulla città. Insomma, io penso davvero che la nostra città può tornare e deve tornare ad essere una delle grandi capitali europee. Insomma, queste le parole del senatore Andrea Martella, che ha così analizzato l'attuale situazione di Venezia, di quelle che sono le necessità, e spiegando il perché è pronto a mettersi a disposizione della sua città, e ha spiegato insomma come sia sempre stata al centro anche dei suoi diversi impegni, non ultimo quello appunto di parlamentare. Ritorneremo a Mestre, e anche con la nostra Ilaria Marchiori, che sta seguendo
per noi la conferenza stampa, ma intanto proseguiamo con la cronaca. Ci trasferiamo a Padova perché è sempre più nella bufera il carcere Due Palazzi. Questa mattina la notizia del suicidio di un giovane detenuto che si trovava nell'ala di alta sicurezza dove 2 giorni fa si è tolto la vita un 73enne boss dell''ndrangheta che stava per essere trasferito. Davanti ai cancelli la protesta di associazioni, agenti della polizia penitenziaria e sindacati, e lì per noi ci sono la nostra Chiara Gaiani insieme a Cristian Roque Allende. Buongiorno Chiara e buongiorno anche alla tua ospite che vedremo inquadrata tra pochissimo. Chiara. Vai. Sì, buongiorno ai telespettatori di Antenna 3. Le 2 rose che vedete alle mie spalle sono state proprio posizionate questa mattina dai volontari, dagli agenti penitenziari che si muovono qui, dagli operatori del carcere Due Palazzi, alla notizia di un nuovo suicidio avvenuto purtroppo nel corso della notte. Si tratta di una persona giovane, una persona di 30 anni, un suicidio che segue di soli 2 giorni quello dell'uomo di 73 anni che era detenuto nell'ala di alta sicurezza che è in fase di chiusura. Con me c'è Rossella Favero, la ringrazio, del coordinamento del carcere Due Palazzi di Padova. La notizia di una nuova persona che si è tolta la vita davvero vi ha colpito come una mazzata questa mattina. Nel frattempo lei mi diceva anche poc'anzi che si sta completando il trasferimento delle 22 persone, 2 sono ancora qui, le 22 persone dell'ala di alta sicurezza, lei le ha anche viste nella giornata di ieri. Sì, dolore su dolore, devo dire, dal trasferimento a Pietro che ha scelto di andarsene, come già si sa, e la notizia di oggi che riguarda un'altra sezione, riguarda una persona giovane. Per noi questi sono momenti, per noi tutti del coordinamento, volontari, cooperative e per il personale sono notizie, gli educatori, gli agenti, la direttrice, sono notizie drammatiche, e comunque che è un po' quello che succede in tutte le carceri in questo momento. C'è questa tensione per il sovraffollamento che aumenta la disperazione legata a certe situazioni poi specifiche, e quindi a volte c'è anche questo effetto terribile, effetto domino, e quindi noi siamo qui per testimoniare ancora una volta che ci siamo, che la collaborazione con la direzione, col personale nostra c'è ed è viva, e per dire che queste cose appunto non devono succedere. Per quanto riguarda l'alta sicurezza ne sono rimasti 2, io li ho visti ieri, uno di questi della generazione settantenni che è la maggioranza e uno molto giovane, mi hanno detto adesso che sono ancora qui, e gli altri sono tutti, stiamo cercando di ricostruire anche attraverso le famiglie, qualcuno a Secondigliano, qualcuno a Sulmona, qualcuno a Parma, e pensate ad esempio c'è uno che è a Sulmona che è anche invalido e la moglie, la famiglia viene dalla Germania. Ovviamente arrivare a Sulmona, questo è solo un piccolo esempio del dramma in atto, sarà duro Ecco, voi come associazioni avete scritto a chi può decidere, quindi al Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, avete scritto anche al Guardasigilli, avete scritto al sottosegretario, avete chiesto il motivo di quello che sta accadendo, di un irrigidimento che tra l'altro mette anche a rischio delle imprese che lavorano come imprese sociali, che lavorano all'interno del carcere, ma anche le vostre stesse attività che hanno fatto dei Due Palazzi un fiore all'occhiello. Sì, perché ad esempio i laboratori dell'associazione OCV dove erano attivi, perché non potevano lavorare con gli altri, le persone di alta sicurezza, erano attivi da 12 anni, da 8 anni, per cui adesso sono azzerati, e questa è sicuramente una cosa molto difficile da affrontare e molto drammatica, quindi è una anche questo di ristabilire delle attività regolari. Ecco, noi abbiamo chiesto da subito di incontrare sia il senatore Ostellari che la provveditrice, che il capo del DAP, il capo dell'ufficio dei detenuti e trattamento e il garante nazionale. Stamattina però c'è il garante nazionale, questo è già una cosa importante, sappiamo che è dentro, e quindi ecco, noi aspettiamo, perché abbiamo chiesto un incontro, vogliamo parlare, sentirci dire, perché non essere avvisati di questa operazione, secondo noi dopo anni e anni di lavoro è drammatico.
Ecco, allora, come vedete è una situazione in evoluzione all'interno, lo diceva Rossella Favero, c'è il garante, noi continueremo a seguirla. Ringrazio Rossella Favero, ringrazio Cristian Roccaiende per la collaborazizione tecnica. Francesca, la linea a te. Grazie davvero Chiara, grazie a Cristian e grazie naturalmente alla vostra ospite. E allora, come vi ho annunciato in apertura per la nostra pagina politica, in attesa di ritornare a Mestre e avere al nostro microfono il senatore Andrea Martella con la sua ufficializzazione per le comunali di Venezia, andiamo in uno di quei comuni, ma cresce il fronte dei sindaci pronti a chiedere il referendum per lasciare il Veneto e spostarsi nel vicino Friuli Venezia Giulia. Il nostro Cristian Arboite si trova per esattezza a Porto Buffolè. Buongiorno Cristian, insieme a Simone Merlo. Buongiorno a te Francesca, anche da parte di Simone. Ci troviamo, dici bene, a Porto Buffolè, al cospetto di Porta Friuli. Porto Buffolè, uno dei borghi più belli d'Italia, questa è Porta Friuli, è la porta che guarda al vicinissimo, limitrofo Friuli Venezia Giulia, i comuni di Prata di Pordenone, di Bruniera. Sale la febbre referendaria, qualcuno parla di febbre secessionista, 20 anni dopo la prima ondata. Torna il tema quindi del passaggio dei comuni del Veneto orientale, della Marca orientale in Friuli Venezia Giulia. Il fronte dei sindaci si sta allargando. Qui con me ce n'è uno in particolare, c'è il sindaco ovviamente padrone di casa di Porto Buffolè, Andrea Susana, che è anche esponente della Lega. Sindaco Susana, buongiorno, grazie per aver accettato l'invito, ma dicevamo la febbre referendaria sale e si sta avvertendo anche qui a Porto Buffolè. Diciamo che preciso che noi siamo veneti e a Leone di San Marco ci teniamo. La febbre sale per non avere cittadini di serie A e di serie B. Abbiamo fatto il referendum sull'autonomia nel 2017. Questo penso possa spronare perché i cittadini siano tutti uguali e quindi per avere i stessi diritti che hanno in Friuli, in Trentino Alto Adige, eccetera eccetera. Grandi aziende, anche che sono partite da Porto Buffolè nella storia, si sono spostati in Friuli Venezia Giulia per avere più agevolazioni. Stessa cosa anche sulla residenza. I residenti che abitano in Friuli hanno molte più agevolazioni, dalla benzina agevolata alle case, eccetera eccetera. Quindi in un momento in cui si parla tanto di emergenza casa, di casa per i giovani, di caro affitti, voi state avvertendo una disparità di trattamento, perché di questo stiamo parlando? Assolutamente sì, noi ci stiamo provando in tutti i modi, abbiamo anche creato un'area residenziale nuova che abbiamo fatto un bando, però purtroppo vorremmo quasi regalarla ai giovani per venire ad abitare a Porto Buffolè, però faremmo un danno erariale, quindi non possiamo neanche farlo. In Friuli hanno molte agevolazioni, come dicevo prima, quindi sono molto agevolati ad abitare in Friuli perché hanno molti contributi per far su queste case. Ecco, l'altro tema riguarda i dipendenti comunali, perché in Friuli Venezia Giulia sono pagati maggiormente. Anche qui in un momento di carenza di manodopera, di personale anche per i comuni, il problema si sente come, sindaco? Assolutamente sì, noi in questi anni abbiamo avuto abbastanza un turnover e la problematica è che fai il concorso, gli prepari i dipendenti e purtroppo, avendo il Friuli qua attaccato, hanno delle agevolazioni che prendono dai 150 ai 200 euro in più al mese per lavorare in un altro comune a 3 chilometri da qua, insomma. Questa è la problematica maggiore che abbiamo. Quindi arrivati a questo punto, un referendum secessionista ai sensi dell'articolo 132 della Costituzione, 20 anni dopo il referendum di Lamon, Sovramonte, Cinto Maggiore e via discorrendo, potrebbe, e Sappada, perché Sappada poi è l'unico che è passato per davvero in Friuli, potrebbe essere utile. Potrebbe essere utile a spronare che finalmente l'autonomia venga in Veneto e quindi con l'autonomia in Veneto potremo avere i stessi diritti e dare le stesse cose ai cittadini veneti, trevigiani e soprattutto di Porto Buffolè. Ecco, ti posso dire, Francesca, che in mattinata ho sentito anche il sindaco di Gaiarine, Diego Zanchetta, Arnaldo Pitton di Meduna di Livenza, e il fronte davvero si sta allargando. Ci state pensando?
quando vi siete sentiti, quindi sta nascendo qualcosa. Ci sentiamo abbandonati dallo Stato e quindi vorremmo avere gli stessi diritti degli altri comuni limitrofi. Quindi 20 anni dopo la prima ondata referendaria, qui ne sta arrivando una seconda. Diciamo ne sta arrivando una seconda per avere l'autonomia. Vogliamo l'autonomia, non vogliamo scappare perché, come dicevo prima, il Leone di San Marco per noi è tutto e ci teniamo alla nostra identità. Siamo veneti, vorremmo rimanere veneti e quindi dateci una mano perché questo non accada, di fare un referendum per passare sotto il Friuli, per avere queste agevolazioni che non abbiamo. Ecco, quindi il sindaco, quella porta Friuli, venga con me, la varcherete? La varchiamo ogni giorno, ma io, come dicevo prima, non voglio essere ripetitivo. Speriamo che Calderoli e tutto il governo ci dia questa autonomia che aspettiamo dal 2017. Grazie Sindaco Andrea, Susanna, Francesca. Dalla piazza di Porto Buffolè, uno dei borghi più belli d'Italia, da Porta Friuli per l'esattezza, con Simone Merlo ti restituisco la linea. Grazie davvero Cristian anche per questa location assolutamente in tema, e poi questa sera nei nostri telegiornali raccoglieremo le voci degli altri sindaci pronti appunto a chiedere questo referendum per passare al Friuli Venezia Giulia. Torniamo alla cronaca, effetto Crans-Montana. La questura di Treviso chiude per 15 giorni l'Home, uno dei locali più noti della movida trevigiana in zona Fonderia. Oltre 400 persone trovate nel locale trasformato in discoteca abusiva, ostruite dalla folla le uscite di emergenza. Il sindaco Conte annuncia un tavolo comunale specifico. Musica sospesa e clienti fatti defluire all'esterno, così è finita la serata all'Home Rock Bar, luogo simbolo della movida trevigiana in Fonderia, che ora, su provvedimento della questura, dovrà rimanere chiuso per 15 giorni. Troppo gravi le irregolarità emerse in una serie di controlli incrociati, l'ultimo nella notte tra sabato e domenica, quando gli agenti della Polizia di Stato si sono trovati di fronte a una vera e propria discoteca abusiva, una serata ad alto volume con più di 400 persone, tutte accalcate in ogni ordine di posto e di spazio, un pericoloso sovraffollamento, si legge nella nota della questura, che riferisce di una lunga fila a partire dall'ingresso del locale, un serpentone di circa 60 metri, di fatto un tappo per l'uscita di emergenza, da qui lo stop alla musica e quella che è diventata ben presto un'evacuazione con i clienti rimandati a casa, sullo sfondo i tragici fatti di Crans-Montana e il giro di vite in atto da qualche settimana, anche se qui all'Home, riferisce sempre la questura, il monitoraggio era continuo, provvedimenti erano stati presi anche nel recente passato. Lo stesso sindaco aveva emanato un'ordinanza di cessazione immediata dell'attività di spettacolo, con i vigili del fuoco che avevano avviato una procedura sanzionatoria anche perché il locale era sprovvisto del certificato di prevenzione incendi, decisamente troppo. Abbiamo visto cosa è successo in Svizzera, che stiamo ancora piangendo la morte di 40 ragazzi, quindi è fondamentale il rispetto delle norme, perché è bello divertirsi, però è altrettanto giusto e doveroso farlo in sicurezza. Quindi mi dispiace ovviamente per i gestori, però evidentemente la questura ha riscontrato qualche mancanza nel rispetto delle norme e quindi sono stati rigorosi da questo punto di vista. Rigore che il primo cittadino conferma, imminente un tavolo comunale. Abbiamo in mente di convocare i gestori dei locali proprio per sensibilizzarli e richiamare tutti a comportamenti responsabili. Devo dire che la città di Treviso è caratterizzata da tanti bravi imprenditori che non guardano soltanto il tornaconto economico, ma guardano anche la sicurezza dei propri clienti. Però è altrettanto vero che ogni tanto incontrarsi e richiamare tutti alla responsabilità sia un atto dovuto, soprattutto a tutela di coloro, i più giovani, che vogliono solo divertirsi. E la tragedia di Crans-Montana ha fatto scattare una stretta proprio sui locali pubblici della Marca, controlli a tappeto, è stato deciso ieri in un vertice in prefettura.
Una stretta sui locali pubblici dedicati al pubblico intrattenimento, potenziati i controlli interforze che scatteranno nei prossimi giorni nell'intera Marca. Nel mirino soprattutto, è stato spiegato in una nota dalla Prefettura di Treviso, gli esercizi pubblici in cui si svolgono anche attività complementari rispetto ai servizi propri di bar e ristoranti per verificarne l'eventuale sconfinamento in attività prevalenti di intrattenimento o pubblico spettacolo, ad esempio accompagnamento musicale anche dal vivo e karaoke. Sotto la lente di ingrandimento, prima di tutto le attività che si svolgono nei locali interrati, dove le sale vengono trasformate abusivamente in discoteche. Nei prossimi giorni saranno individuati i primi obiettivi, le ispezioni scatteranno durante le ore serali e notturne. I controlli non riguarderanno solo le uscite di sicurezza, piani di emergenza e sistema antincendio, ma anche aspetti riguardanti i lavoratori e la salubrità degli alimenti. Il plauso del SILB che da anni combatte per la sicurezza nei locali. Questi controlli, che è giusto che ci siano, spero facciano anche chiarezza su chi può fare attività di ballo e chi non lo può fare, perché questo è un tema, ripeto, che è da parecchio tempo che esiste e chiaramente mette anche a rischio le persone, perché faccio un esempio senza voler attaccare chiaramente nessuno, né ristoranti né bar, ci mancherebbe, ognuno è giusto che faccia la propria attività, però è anche vero che ci sono dei luoghi che si improvvisano appunto a sale da ballo, cosa che non deve essere. Ci sono requisiti che sono indispensabili, vanno rispettati, termina venerandi, non si può mettere a rischio i propri clienti. Insomma, la tragedia di Crans-Montana, che è costata la vita ad una quarantina di giovanissimi, ha portato ad una svolta importante sul fronte della sicurezza. I controlli, che saranno condotti da Questura, Carabinieri, Vigili del Fuoco, Ispettorato del Lavoro, Dipartimento dell'ULSS 2 e polizie locali, saranno capillari, termina la nota della Prefettura, in tutto il territorio provinciale. Scossa di terremoto di magnitudo 2.5, tremano la Valle del Lagno e del Chiampo, i residenti svegliati alle 5:40 da un forte boato. Per noi sul posto Luisa Bertini e Simone Squarcina con il sindaco di Castel Gomberdo, li vediamo inquadrati, Davide Dorantani. Buongiorno Luisa e buongiorno al sindaco. Sì, buongiorno a te, buongiorno ai nostri telespettatori, buongiorno al sindaco Davide Dorantani. Ci troviamo a Castel Gomberto perché stamattina intorno alle 5:40 si è avvertita un po' in tutta la zona della Val del Chiampo, ma anche della Valle del Lagno, questa scossa di terremoto di magnitudo 2.5, il cui epicentro è proprio tra il confine tra Trissino e Castel Gomberto. Stamattina il tam tam dei social da Chiampo, ma addirittura anche da Montecchio Maggiore, perché è stato avvertito questo forte boato. Fortunatamente non si riscontrano nessun tipo di intervento, nessun tipo di chiamata anche a voi, agli uffici comunali, sindaco. Sì, non ci sono stati danni alle persone e alle cose, non sono arrivate comunicazioni da enti superiori piuttosto che da cittadini che abbiano avuto qualche tipo di disagio. Io ho sentito questa mattina le forze dell'ordine e la protezione civile per capire se anche loro avessero avuto qualche indicazione, ma non è arrivato nulla neanche loro. D'altra parte parliamo di un magnitudo piuttosto bassa, nel senso che è la prima fascia percepibile dell'essere umano, e quindi ovviamente qualcuno questa notte effettivamente si è svegliato e ha percepito le scosse di terremoto. Castelgomberto è in una zona sismica che pur non ha altissimo rischio, quindi eventi del genere possono accadere, però sono abbastanza limitati, anche in passato sono sempre stati molto limitati. Che poi tra l'altro molti hanno avuto la percezione di questa scossa ma non hanno direttamente capito di cosa si trattasse, lei è tra questi. Sì, esatto, io questa notte mi sono svegliato ma non ho capito di che cosa perché mi ero svegliato, quindi non ho percepito la scossa. E me ne sono reso conto stamattina quando l'ho letto sui social, e quindi ho ricollegato e ho capito che era stato quello il motivo per cui mi ero svegliato, come è successo ad altri. Qualcuno non si è accorto di niente, qualcuno invece l'ha percepita in maniera distinta. E infatti noi proprio dal territorio abbiamo raccolto tante voci che adesso vi facciamo ascoltare insieme, poi la linea può tornare allo studio.
Lei l'ha sentita stanotte la scossa di terremoto? No, sinceramente no, però appena mi sono alzata mio figlio mi ha detto: hai sentito la scossa? Sono stato in palestra fino adesso, in piscina, e tutti parlavano del terremoto. Diversi clienti hanno riportato questa notizia, che si è udito appunto questo terremoto. Un boato che ha fatto paura. Ma può essere. Lei l'ha sentita? No, io no, fortunatamente. Lei l'ha sentita ma non ha capito immediatamente? Subito no, poi vedendo Facebook, internet, compagnia lì, sembrava un camion che partiva, qualcosa che faceva rumore partendo così. Poi ho sentito che invece c'è stata la scossa. Un attimo, ecco, un niente di grave penso. Un po' allertato, perché è oggi che si allerta un po' le persone, comunque dai. E ritorniamo alla cronaca a Treviso con il delitto di Canizzano, nuova fase del processo a carico di Luigi Nasato, l'uomo con doppia cittadinanza italo-venezuelana accusato di omicidio volontario. Avrebbe accoltellato a morte Vincenza Saracino, sua vicina di casa. La magistratura venezuelana ha nominato un genetista, un professionista che avrà il compito di comparare il DNA del killer alle tracce biologiche ed ematiche riscontrate dai carabinieri del RIS di Parma sotto le unghie della vittima Vincenza Saracino e le impronte digitali repertate sulla bicicletta della donna. Un accertamento che non era stato svolto in Italia visto la fuga del 35enne poco dopo il delitto, prima in Spagna e poi in Venezuela. Si tratta di un passo fondamentale che inchioderebbe ancor più l'assassino. È entrato nel vivo il processo che vede Luigi Nasato accusato di omicidio volontario e proprio la prossima settimana dovrebbe comparire in udienza attraverso una videoconferenza anche il patologo Claudio Terranova che aveva eseguito l'autopsia sul corpo della povera vittima. Nasato, arrestato nel settembre 2024 dall'Interpol su mandato di cattura internazionale davanti al giudice venezuelano, si è sempre dichiarato innocente. Non sono un assassino, ha ripetuto più volte alle autorità sudamericane. Il Venezuela aveva rifiutato la sua estradizione richiesta dal Ministero della Giustizia italiano, stabilendo che il processo doveva essere istruito in Venezuela sulla base degli atti di indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Treviso. Vincenza è stata trovata morta, colpita con 5 coltellate, di cui una, quella mortale, al collo e lasciata a terra in un casolare poco distante l'abitazione di entrambi. Prima ci sarebbe stata una violenta colluttazione, la donna sarebbe stata colpita con un pugno al viso e avrebbe tentato di difendersi disperatamente, come confermerebbe l'unghia spezzata della mano. Poi colpita a morte con un coltello. Agli atti anche il video che immortala Vincenza in bici e dietro il suo assassino. Insieme hanno percorso una parte della strada fino al casolare quando sono entrate entrambi. Poco dopo si vede uscire solo Nasato. Il movente del delitto, il rancore del 35enne legato a delle dichiarazioni che Vincenza avrebbe rilasciato qualche mese prima alla polizia in occasione di un intervento delle forze dell'ordine presso la casa della famiglia Nasato, quando il killer avrebbe discusso animatamente con il fratello. Sul processo pende la situazione legata alla complessa situazione nel paese sudamericano dopo l'arresto del presidente Maduro ed un clima di incertezza che senza dubbio pesa anche sulla giustizia penale. Torniamo a Mestre, ad Andrea Martelli, intervistato dai colleghi. Ma quello che io voglio dire è qual è la cosa importante per un cittadino? Se una riforma migliora la sua vita, cioè quindi migliora il funzionamento della giustizia, vuol dire più personale, più risorse, digitalizzazione, accorciare i tempi dei processi. Ecco, questo non mi pare che ci sia. Grazie. Bene, non ce la faccio più, grazie. Poi c'è il tuo con la luce, sarà la prima di... E si conclude dunque l'intervista, ora vediamo se Ilaria Marchiori riesce a prendere il senatore Martella per un altro collegamento. Noi intanto ci fermiamo per una breve pausa pubblicitaria, ma torniamo tra pochissimo. Eccoci in diretta nuovamente con la cronaca sprangate, violenza e follia ad un bar di Vigonovo, siamo in provincia di Venezia. Il 21enne del posto, dopo aver aggredito un 53enne a colpi di piede di porco e ferito al volto un carabiniere, resta ricoverato in psichiatria, possibile un TSO.
Nessun fermo almeno per ora, ma potrebbe scattare un TSO, trattamento sanitario obbligatorio, per Thomas, il 21enne di Vigonovo, autore del violento pestaggio al Bar Canova. Il giovane resta ricoverato in psichiatria a Dolo dopo una nuova crisi, durante la quale ha ferito lievemente al volto un carabiniere intervenuto con una pattuglia allertata dai residenti. 2 giorni prima aveva massacrato senza motivo apparente, ma in preda ad un raptus per l'uso prolungato di sostanze stupefacenti, Ivan Panizzolo, 53 anni, colpendolo con un piede di porco e causandogli ferite giudicate gravi con 25 giorni di prognosi. Un'escalation di violenza che ha sconvolto il paese. La nonna dell'aggressore chiede scusa pubblicamente alla comunità e alla vittima. Le sue parole: mi conoscono nel paese, io ringrazio tutti quelli del paese, mi scuso con il paese, sono dispiaciuta ma non sono queste le parole che posso definire, perché non ci sono veramente scuse su questo. Se mio nipote ha fatto questo, pagherà. Intervento dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Vittorio Veneto questa mattina per un incidente stradale successo intorno alle 8:50 in via Sansovino, coinvolto un furgone uscito autonomamente di strada e poi, come vedete nelle foto proprio dei Vigili del Fuoco, capovolto su un lato. Prima di fermare la sua corsa il mezzo aveva impattato, lo vedete, contro la recinzione di un'abitazione, vedete il cancello a terra. I Vigili del Fuoco intervenuti hanno lavorato a lungo per estrarre il conducente dalle lamiere del suo mezzo. L'uomo è stato poi affidato alle cure dei sanitari del SUAM 118, sul luogo anche la polizia locale di Vittorio Veneto per la gestione del traffico e i rilievi del caso. Avevano raggiunto in auto il Liston, si tratta del cuore della città di Padova, con una gallina sotto il sedile. Fermati dalla polizia 3 cittadini tunisini. C'è un'auto rossa sul listone, in piena isola pedonale Venite. Sono state numerose le telefonate arrivate alla centrale operativa della polizia intorno a mezzogiorno ieri. Subito è scattato il piano previsto in questi casi con pattuglie delle volanti e della Digos arrivate nel cuore del centro storico della città di Padova, che hanno fermato il veicolo già individuato dagli agenti della polizia locale. A bordo c'erano 3 tunisini tra i 25 e i 35 anni, 2 richiedenti asilo, un terzo irregolare che viaggiavano senza patente su un'auto noleggiata a Torino. Durante la perquisizione, sotto il sedile anteriore sinistro, gli agenti hanno trovato una gallina viva con le zampe legate, oltre a un coltello e a un bancomat che era stato rubato. Denunciati anche per maltrattamento di animali per 2 tunisini. Il questore di Padova ha attivato il collocamento immediato al centro per il rimpatrio di Gradisca di Sonzo e San Gervasio a Potenza. Per il terzo tunisino, richiedente asilo, sono scattati 2 avvisi orali e il foglio di via da Padova per 4 anni. Sconcerto e indignazione per l'episodio che vede un bambino di 11 anni lasciato a piedi sotto la neve perché senza biglietto da 10 euro stabilito per salire sui pullman della linea Cortina-Calalzo, trasformata in metropolitana di superficie in vista delle Olimpiadi invernali. La nonna, un avvocato di Padova, ha presentato denuncia per abbandono di minore. Nel pieno dell'inverno, sotto una nevicata, un bambino di 11 anni viene lasciato solo alla fermata di un pullman, non per mancanza di sicurezza, ma per un biglietto da 10 euro. È accaduto in Cadore, tra San Vito, dove il bambino frequenta la scuola media Calvi, e Vodo di Cadore, dove abita. 6 chilometri fra una fermata e l'altra della linea Cortina-Calalzo, trasformata in metropolitana di superficie in vista delle Olimpiadi Milano-Cortina. Prezzo del biglietto per tratta, 10 euro contro i 2,50 euro del biglietto ordinario. Per il piccolo doveva essere un normale ritorno a casa dopo il rientro pomeridiano a scuola, come ci racconta la nonna, l'avvocata Chiara Balbinotto del Foro di Padova.
quando c'è bisogno rientra con i mezzi pubblici, non è un'abitudine, per cui non ha un abbonamento, ma usa, la mamma gli ha comprato dei carnet di biglietti che lui usa quando servono. Il servizio è fatto da Dolomiti Bus, lui aspetta la corriera con altri bambini, quella delle 4 non passa, arriva la corriera successiva, quella delle 16:40. C'erano altre 2 compagne che però, utilizzando invece il servizio tutti i giorni, avevano l'abbonamento. Lui dà il biglietto all'autista e l'autista gli chiede testualmente: hai 10 euro in contanti da darmi? Lui dice no, non sapeva che il biglietto costava di più e quindi dice vabbè, allora non puoi stare, devi scendere, devi tornare a casa a piedi. A quel punto erano già le 16:40, praticamente buio, temperatura esterna sotto lo zero. Il piccolo, costretto a scendere con i suoi 2 zaini, si è incamminato verso casa. Ci ha messo 1 ora e mezza, è arrivato congelato, abbiamo anche un certificato medico di ipotermia. E questo è quello che è successo. Appresi i particolari dello sconcertante episodio, la mamma del bambino con la nonna avvocata hanno presentato denuncia querela alla procura di Belluno, ipotizzando il reato di abbandono di minore. Nelle scorse ore il servizio clienti di Dolomiti Bus ha contattato l'avvocata Balbinotti riferendo d'essere costernato per l'episodio, assicurando l'avvio di un'indagine interna. È veramente una cosa allucinante. Nel caso di specie il problema non erano i 10 euro, erano che lui non lo sapeva, non aveva i 10 euro in contanti, ammesso che fosse lecito chiedere 10 euro in contanti, perché questo ho i miei dubbi, ma aveva comunque degli altri biglietti che gli potevano essere presi, non bastava spiegarsi, voglio dire, no? Certo. Non costringerlo a scendere. Inutile dire che la notizia pubblicata dal Gazzettino e ripresa da tutte le testate locali e nazionali ha suscitato lo sdegno della comunità e dei piani alti della politica. Alleanza Verdi e Sinistra con la deputata Elisabetta Piccolotti ha presentato un'interrogazione al ministro Valditara perché le politiche legate alle Olimpiadi non possono ricadere in nessun modo sulla sicurezza delle persone e dei più piccoli. Il consigliere provinciale delegato Massimo Bortoluzzi ha chiesto una verifica a Dolomiti Bus. Spiegazioni urgenti vengono richieste allo stesso Bortoluzzi da Giovani e Futuro, al di là delle considerazioni etiche sulla richiesta Tucur di 10 euro a tratta, approvata, è bene ricordarlo, all'unanimità nel corso di una riunione dell'ente di governo. E vi ricordiamo che ieri con una nota Dolomiti Bus aveva spiegato che quel servizio era stato fatto dalla Linea SPA, altra azienda che fa appunto servizi per Dolomiti Bus, alla quale la stessa Dolomiti Bus aveva chiesto spiegazioni e chiarimenti su quanto accaduto. Nel frattempo l'autista è stato sospeso. E allora torniamo dalla nostra Ilaria Marchiori a Mestre per sentire lo possiamo dire ufficialmente, il candidato del centro-sinistra alle prossime amministrative di Venezia. Buongiorno Ilaria Marchiori insieme al senatore Andrea Martella. Buongiorno anche a te Francesca, buongiorno ai nostri telespettatori. Sì, si è appena conclusa la conferenza in cui il candidato di centrosinistra Andrea Martella si è presentato ufficialmente, se ne era insomma parlato nei giorni scorsi, nelle scorse settimane, oggi invece è arrivata l'ufficializzazione. Allora, innanzitutto un termine che lei ha utilizzato è stato quello lo faccio per responsabilità. Responsabilità perché, senatore? No, non lo faccio con responsabilità, sento una grande responsabilità e quindi affronto questa sfida con umiltà, con il rispetto per la complessità di questa città e anche con la determinazione assieme a tutti gli alleati, le forze politiche che mi sostengono, che si possa iniziare una nuova storia e che Venezia possa essere all'altezza di quello che è stato. Nel corso di questi anni c'è stata un'amministrazione, come ho cercato di dire, che ha registrato molti fallimenti e noi vogliamo cambiare rispetto a quello che c'è stato fino a qui. Ecco, tra questi fallimenti, i primi che le vengono in mente e su cui qualora diventasse sindaco di Venezia interverrebbe nell'immediato, quali sono? Beh, innanzitutto bisogna non solo fare nuove politiche ma anche introdurre un nuovo metodo. Il metodo sarà quello dell'ascolto, della partecipazione, del confronto con i cittadini, rifondando le municipalità e assegnando alle municipalità risorse e poteri nuovi.
E poi penso ad alcune emergenze che non sono state affrontate in maniera incisiva, innanzitutto la sicurezza, poca propaganda, tanta propaganda ma pochi risultati, e la casa. Noi viviamo a Venezia una sorta di spopolamento, la gente se ne va e quindi la sicurezza, le politiche per la casa e il costo della vita per i veneziani, per i mestrini saranno le vere emergenze che noi dovremo affrontare. Un'altra piaga è quella del turismo. Lei poco fa ha detto che non le sembra che le azioni messe in campo siano state alla fine poi così efficaci. Parliamo ovviamente in primis del contributo d'accesso. Sì, ho detto che il turismo deve diventare un'industria intelligente, non impattante sulla città e sui cittadini, e quindi bisogna renderlo sostenibile, mitigarne appunto l'impatto e fare in modo che non sia l'unica economia della nostra città. E ho anche detto che il contributo d'accesso non mi pare abbia dato risultati, non ha dato risultati in termini di regolamentazione dei flussi turistici, in termini di strategie complessive che riguardano il turismo, e che invece noi lo faremo in un confronto con la città, con le università, con tutte le istituzioni, per individuare delle forme più incisive anche per questo fenomeno così importante ma anche così delicato nella vita dei cittadini. Allora, la campagna elettorale, possiamo dire, entra ora nel vivo, manca il candidato di centrodestra, si attende di capire chi sarà, dopodiché si inizierà effettivamente ad entrare nel vivo. Lei è pronto? Sì, noi siamo pronti e entriamo nel vivo indipendentemente dal candidato di centrodestra che sceglieranno nei loro tavoli romani, ma noi ci siamo già. Con oggi inizia la nostra attività in tutta la città, fatta di incontri. Avremo un mese di febbraio in cui incontreremo associazioni, comitati, il mondo del volontariato, le realtà territoriali, tutti quelli che nel corso di questi anni non hanno avuto quel confronto necessario su tanti temi della nostra città. Lo faremo con le forze economiche e sociali, e da questo ascolto ne trarremo anche una condivisione per un programma che poi presenteremo molto articolato con tutte le questioni fondamentali che riguardano il futuro di Venezia. Grazie al senatore Andrea Martella, candidato sindaco a Venezia per il centro-sinistra. Qui da Mestre è tutto, io restituisco la linea allo studio. Grazie davvero Ilaria Marchiori insieme a Sandro Ponchio, e grazie naturalmente anche al candidato del centro-sinistra per le amministrative a Venezia, il senatore Andrea Martella. Due notizie, o meglio una notizia che riguarda la prossima prova della maturità, quindi per i ragazzi che stanno affrontando la quinta superiore. Sono uscite le materie per la prova scritta: latino al liceo classico, matematica allo scientifico, scienze umane al liceo delle scienze umane, economia aziendale per gli istituti tecnici del settore economico, indirizzo amministrazione, finanza e marketing. Queste sono solamente alcune delle materie. Per quanto riguarda la prova orale, all'orale oltre a italiano e latino al liceo classico i ragazzi dovranno portare anche storia e matematica. Allo scientifico oltre a italiano e matematica anche storia e scienze naturali. Queste dunque le materie all'orale per una prova, per una maturità che prenderà il via con la prima prova scritta alle 8:30 di giovedì 18 giugno, mentre la seconda prova scritta, diversa per ogni indirizzo, sarà il giorno dopo, quindi il 19 giugno. Taglio del nastro, ieri pomeriggio a San Biagio di Callalta per i nostri nuovi studi di Media Nord-Est, un investimento in nuove tecnologie che mette al centro la persona. Presenti il Patriarca di Venezia, Monsignor Francesco Moraglia, il Presidente della Regione Veneto Alberto Stefani. Qui facciamo informazione reale e non artificiale, ha detto l'editore del gruppo Filippo Iannakopoulos. Un'informazione reale fatta da persone reali per telespettatori reali che vivono in un territorio reale.
Un'informazione reale e non artificiale, quella del gruppo Media Nord-Est, che da oggi può contare su spazi e studi nuovi, un investimento in tecnologie e futuro, ma che continua a parlare alle persone, quelle vere. Il nostro ruolo è raccontare i territori e raccontarli con l'autorevolezza di giornalisti, di strutture tecnologicamente adeguate per farli lavorare al meglio e per garantire ai telespettatori un'informazione di qualità, un'informazione che assolutamente rispecchi la realtà dei fatti e contribuisca al dibattito democratico, anzi sia il fondamento del dibattito democratico del nostro territorio. A San Biagio di Callalta il taglio del nastro alla presenza del presidente della Regione Veneto Alberto Stefani e del patriarca di Venezia Monsignor Francesco Moraglia, che ha richiamato all'essenza dell'informazione l'anima del vero servizio pubblico. Una realtà legata al territorio che però non è piccola, sa guardare un perimetro ampio, possa essere veramente un osservatorio privilegiato per non perdersi nei discorsi inutili di condominio, usiamo questa espressione, e nello stesso tempo anche per tenere insieme una comunità. Comunità che il gruppo Media Nord-Est racconta in tutte le sue evoluzioni sociali, economiche, culturali. C'è bisogno di avere un'informazione adeguata e soprattutto capillare. Solo così, veicolando un'informazione adeguata, umana e capillare, si possono ottenere dei risultati tenendo conto della consapevolezza che i cittadini possono acquisire grazie a quella determinata informazione. Proprio il territorio riconosce nelle emittenti del gruppo Media Nord-Est un interlocutore autorevole e affidabile, così il sindaco di San Biagio di Callalta. Questo aspetto di profonda umanità che si respira all'interno proprio di questi studi è quello che poi noi come telespettatori, ma anche come interlocutori e relatori, possiamo trasferire alle nostre comunità. Quindi grazie di cuore per quello che state facendo e l'auspicio è di continuare sempre così e sempre meglio. Quando la forma è sostanza, con il primo gruppo televisivo locale d'Italia che vuole guardare avanti e farlo sempre a testa alta. Credo sia una ciliegia sulla torta, no? Perché questo studio straordinario che non ha nulla da invidiare agli studi di grandi reti nazionali è la prova, la dimostrazione della crescita di Media Nord-Est dal punto di vista tecnico, dal punto di vista della professionalità e anche dell'immagine. Come dice sempre il nostro editore Filippo Iannacopoulos, noi siamo sempre dalla parte dei cittadini e soprattutto diamo voce a tutti. Qua non ci sono amici degli amici o dei parterre schierati, ci sono le persone, ci sono i politici dell'una e dell'altra parte. Che sia un luogo di serenità, di rispetto reciproco, soprattutto di chi magari ha meno voce in capitolo. Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, dice. E questa mattina il presidente Stefani era a Bassano per l'inaugurazione del nuovo ospedale di comunità. Inaugurato il nuovo ospedale di comunità al San Bassiano, 24 posti letto, come il sindaco di Bassano del Grappa Nicola Finco e il presidente della Regione Veneto Alberto Stefani. Chiedo subito al sindaco l'importanza della presenza di una struttura simile in un territorio così vasto e il fatto anche che proprio si riescono a unire le due anime dell'UL 7. Sì, è un presidio fondamentale, anche perché insomma ricordiamoci, un tempo c'erano le lungodegenze, adesso ci sono gli ospedali di comunità, quindi vanno soprattutto a sostenere le famiglie quando hanno situazioni particolari con fragilità nel periodo post-operatorio oppure post-acuzie, quindi una possibilità di alleggerire la famiglia da un lato e dall'altro ovviamente assistere il paziente in una fase molto delicata, quindi un intervento importante da parte della Regione che oggi si sviluppa su Bassano ma è già stato pianificato anche in altre aree della nostra ULSA, quindi ad Asiago ma anche a Sant'Orso. Sapendo come l'invecchiamento della popolazione ormai è un dato di fatto anche a Bassano. Ma certamente i numeri sono numeri impressionanti non solamente nel nostro Veneto ma in tutta Italia e infatti una programmazione attenta della Regione ci permette proprio di andare incontro a quelle che saranno le fragilità nel prossimo futuro, quindi con interventi concreti a sostegno delle fasce più deboli. Presidente, lei in tante occasioni ha ribadito l'importanza del legame stretto tra sanità, territorio e regione.
è assolutamente fondamentale e l'ospedale di comunità, così come le case di comunità, vanno in questa direzione. Già dalla prossima settimana istituiremo proprio in Regione una task force per le case di comunità, per gli ospedali di comunità, monitorare settimanalmente lo stato di avanzamento, aggiustare quello che c'è da aggiustare, renderle operative. Sono assolutamente fondamentali perché rappresenteranno lo strumento per ridurre gli accessi impropri nei pronto soccorso e soprattutto per permettere alla sanità di essere sempre più territoriale, sempre più vicina ai cittadini e soprattutto che deve essere conosciuto ai cittadini. Oggi le case di comunità sono ancora lontane, non conosciute dai cittadini. Faremo un grande lavoro di promozione perché queste case le stiamo realizzando, le vogliamo realizzare nel più breve tempo possibile, ma soprattutto vogliamo arrivare ai cittadini, spiegare loro i benefici che possono avere senza dover andare in pronto soccorso, perché avranno dei piccoli pronto soccorso dove potranno andare per esempio per i codici bianchi o per alcuni codici verdi. Questo è assolutamente importante e sarà nostra cura renderle operative nel migliore dei modi. E in tutto questo l'innovazione tecnologica gioca un ruolo fondamentale. Proprio così, proprio prima di venire qui all'inaugurazione ne parlavo con la dirigenza per implementare sempre di più gli strumenti tecnologici al servizio della sanità. La telemedicina rappresenta una frontiera che dobbiamo assolutamente percorrere e che deve integrare i servizi sanitari, anche in vista appunto dell'invecchiamento della popolazione. Ne parlavamo prima, la popolazione invecchierà sempre di più, c'è bisogno di garantire anche a domicilio le cure e soprattutto di far sì che la telemedicina aiuti questo percorso anche nel domicilio, la sede privilegiata degli affetti e delle relazioni umane di un essere umano. E quindi questa è la nostra sfida, una sfida di umanizzazione delle cure che partirà già dalla prossima settimana con una task force dedicata. Perché legandomi proprio a quanto appena dichiarato, è fondamentale sì la cura del paziente, ma diventa fondamentale anche la cura dei familiari, delle persone che stanno attorno al paziente. Beh, questo diciamo che è riconosciuto anche in ambito sanitario, insomma il luogo privilegiato di cura che è il domicilio degli affetti, delle relazioni umane, deve essere parte integrante di una sanità che deve farsi territoriale. Il fatto di sentire la sanità vicina al territorio non può essere visto solo come un vezzo del cittadino, è sicuramente qualcosa di importante soprattutto per alcune questioni di base. Poi è normale che le specialità vanno ovviamente garantite e quindi vanno strutturate anche delle realtà di questo tipo, ma dobbiamo continuare a pensare che le case di comunità, gli ospedali di comunità, l'integrazione verticale dei servizi sanitari risulteranno utili e soprattutto fondamentali per la presa in carico dei pazienti. Ci fermiamo ancora qualche istante di pubblicità, torniamo tra pochissimo. Rieccoci in diretta, saluto e ringrazio per essere con noi Michele Pozzobon, Presidente FIPE Confcommercio. Buongiorno Presidente e complimenti per questa sua nomina. Buongiorno a voi, grazie mille di questo collegamento. Michele Pozzobon, eletto appunto Presidente FIPE Confcommercio e insomma un cambio al vertice dopo 15 anni con la guida di Dania Sartorato. Presidente Pozzobon arriva in un momento storico molto particolare per quello che è il commercio con tanti fronti aperti. Quali sono le sfide da affrontare subito per il commercio che in una realtà come quella di Treviso rappresenta il cuore pulsante del centro storico e non solo? Innanzitutto rappresento il mondo dei pubblici esercizi che sono gran parte dello spirito e dell'energia del mondo del commercio e ringrazio in primis il percorso stato fatto in questi 15 anni dal Presidente Dania Sartorato, che è stato un contributo veramente importante. Su grandi temi infatti andremo assolutamente in continuità perché la visione di Dania verso i territori e accompagnare tutta la provincia verso una progettualità seria e utile poi veramente, perché noi dobbiamo anche sostenere tutte queste attività nel concreto e nella quotidianità, sarà per noi uno dei primi programmi. La quotidianità è sicuramente all'insegna della sicurezza sociale, sicurezza nei luoghi, e c'è il tema del personale, quindi di tutto quello che sarà il servizio verso la formazione, che ormai oggi
è un aspetto fondamentale per essere anche competitivi nell'offerta di lavoro, e poi bisogna continuare a credere, perché anche dai numeri registriamo comunque che siamo uno dei settori in crescita continua, sicuramente con anche delle chiusure, però di base siamo uno dei cavalli su cui puntare dal punto di vista del commercio. Ecco, diciamo che in un centro storico, se tanti negozi chiudono, i locali, la realtà dei locali, quelli che sono dai ristoranti ai bar, sono realtà che continuano ad avere una loro importanza, anche per quanto riguarda poi il turismo, che rappresenta sicuramente un elemento fondamentale per le nostre realtà territoriali, Presidente. Sì, assolutamente. In primis noi forniamo in qualche modo e rientriamo all'interno anche di una dinamica sociale, no? Quindi diciamo non sono semplicemente le attività produttive, rientriamo anche come salvaguardia e portatori di grandi tradizioni e di grandi tipicità. Il nostro territorio appunto ne è ricchissimo e quindi ovviamente siamo aiutati da questo spirito di accoglienza che è tipico della nostra provincia. Anche perché poi quando si parla di turismo si parla anche di prodotti tipici, e quindi sappiamo come i locali siano anche in questo senso un elemento fondamentale per far conoscere anche al turista quelle che sono le nostre eccellenze enogastronomiche. Anche questo è una carta vincente. Assolutamente, il turismo oggi rappresenta un'opportunità sicuramente per anche riequilibrare alcuni numeri sui consumi che magari nei centri storici stanno calando, e sono un'opportunità per raccontare le nostre storie appunto. Quindi per fortuna nel territorio ne siamo ricchi, dobbiamo essere in grado noi di creare anche dei prodotti più comprensibili che possono integrarsi nell'offerta turistica della provincia di Treviso. Ecco, Presidente, lei prima parlava di quello che è un problema di cui parliamo ormai da tanti anni, ed è quello della carenza di personale, della difficoltà di trovare personale. Per la realtà di Treviso qual è la situazione? Se è possibile contabilizzare quanto personale manca all'appello? Allora, contabilizzare è un lavoro di altri tecnici, ma sicuramente con le comunicazioni ufficiali i numeri saranno assolutamente disponibili. Quello che posso dirvi è che comunque, nonostante si parli di tanta crisi, ci sono dei bei segnali e viviamo un territorio che comunque è quello della provincia, dove comunque le famiglie fanno ancora una parte di supporto all'interno delle difficoltà poi dell'integrazione offerta e domanda, e ci sono dei grandi risultati appunto derivanti da percorsi di formazione. Le aziende oggi ci stanno seguendo in questo, stanno intraprendendo sia dal punto di vista di figure come titolari, ma in realtà anche coinvolgendo collaboratori di primo livello o di secondo livello, stanno assolutamente mettendo in pratica delle informazioni derivanti da questi corsi che comunque rendiamo a disposizione, e stanno avendo degli ottimi risultati. Quindi sono convinto che un po' dobbiamo lavorare su quello che magari è l'orgoglio di essere ristoratori, di essere dei veri accoglienti per turisti e cittadini, ma dobbiamo continuare a formarci, perché dobbiamo migliorare quello che è il posizionamento dei nostri posti di lavoro che andiamo ad offrire a ragazzi o comunque a nuove figure centrali per il pubblico esercizio. Io ricordo di aver intervistato un suo collega qualche tempo fa che diceva è un sacrificio, perché comunque per noi non esistono sabato e domenica, non esistono festività, noi bene o male dobbiamo sempre garantire il servizio, che quando gli altri si fermano e festeggiano. Però diceva anche per noi partecipare, vedere un cliente soddisfatto di fronte a un bel piatto, o poter condividere in qualche modo con lui un momento di gioia che può essere un compleanno, un anniversario, un momento di felicità, ci gratifica, e tutti quei sacrifici vengono ripagati. È questo che forse deve essere il messaggio che deve essere trasmesso anche ai giovani, perché si avvicinino al vostro mondo. In un mondo che di base sta mettendo sempre più in discussione la relazione, il nostro mestiere invece si sostiene su questo, no? Tutte le persone che poi oggi
aprono le serrande ogni mattina, vivono appunto di rapporti relazionali, riempiono le città con l'accoglienza e con le quotidianità, fanno assistenza sociale anche magari a persone attraverso semplici scambi verbali, e questo secondo me con l'avvento della digitalizzazione sarà sicuramente una riscoperta per grandi giovani che in realtà adorano in qualche modo anche incrociare generazioni differenti e riscontrano l'autenticità del ruolo che abbiamo all'interno della società. C'è un altro tema caldo, caldissimo, mi verrebbe da dire, che è quello della sicurezza, Presidente, perché insomma sappiamo come purtroppo negozi, ma gli stessi bar, ristoranti siano spesso nel mirino di malviventi, vuoi per il furto, vuoi per delle spaccate, e da questo punto di vista come pensa lei come nuovo Presidente, ma in generale FIPE su questo fronte? Ma su questo fronte sicuramente continueremo a seguire i tavoli che sono stati già attivati negli scorsi mesi, quindi diciamo con tutte le istituzioni, diciamo anche con la prefettura in primis e le forze impiegate poi sul territorio, e c'è un lavoro che va reso collettivo perché è un lavoro diciamo sul medio-lungo. Possiamo stimolare magari l'attivazione anche di strumenti come potrebbero essere magari le telecamere o comunque strumenti di sorveglianza che vanno magari dal punto di vista poi individuale a colpire alcune zone, ma sicuramente c'è da lavorare in condivisione piena e fare una collaborazione sistemica legata alla prevenzione sicuramente di tante zone sulle città. Ai quei cittadini che dicono Treviso non è più come una volta, non è più sicura, voi che vivete la città, cosa vi sentite di dire? Ci sentiamo di dire che Treviso sta vivendo l'evoluzione che sta vivendo tutta l'Italia, tutto il mondo, e sicuramente abbiamo fatto degli errori come società, ed è per questo che non basta attendere, ma mi piacerebbe che tutti noi fossimo in prima linea per contribuire su questo. Quindi ben venga un principio causativo che porti tutti quanti a un vero contributo per un miglioramento della società. Come vede il futuro della vostra categoria, Presidente? Ottimo. Sicuramente, non perché sia un ottimista, ma perché in realtà siamo proprio parte integrante ed essenziale all'interno poi dei meccanismi su cui si fondano le città, si fonda la società, e è una cosa che nessun altro potrà sostituire. Banalmente anche nessuna intelligenza artificiale oggi riuscirà nemmeno in parte a ripetere o a ricreare tutta la bellezza del nostro mestiere. Credo che questo sia un messaggio molto importante da far arrivare anche appunto ai vostri futuri collaboratori, la bellezza del rapporto umano, del contatto umano, dell'amore per il proprio lavoro che è intoccabile, nessuno ve lo può portare via. Esatto. Presidente, grazie davvero e naturalmente buon lavoro, ancora complimenti a Michele Pozzobon, neopresidente FIPE Confcommercio, e torneremo naturalmente ad aggiornarci proprio per toccare questi che sono i tanti fronti aperti per il settore. Grazie davvero Presidente, buon lavoro, a presto. Arrivederci. Grazie davvero a Michele Pozzobon, presidente FIPE Confcommercio, e noi torniamo a 30 anni fa, era per esattezza il 29 gennaio di 30 anni fa quando un incendio distrusse il teatro La Fenice di Venezia. Davanti al teatro Andrea Davide, vigile del fuoco, ripercorre la notte infernale nel tentativo disperato di salvare dalle fiamme il teatro. Con lui anche l'allora comandante, che ricorda la grande angoscia provata e la necessità di salvare dal fuoco le case limitrofe. Mentre eravamo sopra è crollato il tetto
è venuto giù, e là abbiamo sentito proprio un calore che veniva su e ci siamo distesi tutti quanti. Mi sono girato, ho visto il mio, perché chiaramente anche tra il sudore che c'era e l'acqua stava proprio fumando il calore che si era sviluppato dal crollo del tetto, e chiaramente noi eravamo tutti lì intorno per cercare di confinare l'incendio, ma quello là è stato proprio, là ho sentito proprio il cuore che andava a 1000. Aveva 27 anni e appena 5 di esperienza Andrea, quando in una sera di turno come tante altre al comando di Mestre è stato chiamato per quella che è stata l'uscita forse più impressionante della sua vita lavorativa. Il teatro La Fenice stava bruciando e si doveva intervenire. Erano le 9 di sera quando 2 appartenenti alle forze dell'ordine hanno chiamato in caserma per dire che vedevano del fumo vicino al teatro La Fenice. Sono partite immediatamente 2 squadre dalla sede centrale di Venezia, io sono partito insieme a loro e siamo arrivati alla Fenice, abbiamo aperto il teatro e siamo entrati. Ho visto tutti i colleghi stavano correndo a destra e a sinistra per prendere posizioni, praticamente per attaccare l'incendio. Mi ricordo che c'è stato un tecnico dell'Enel che mi ha detto: guarda che avrei bisogno di un tuo supporto perché i tuoi colleghi stanno lavorando una parte in tensione, e chiaramente mi sono staccato un attimo e ho aiutato questo tecnico a staccare, a sganciare. Poi ho preso la mia scala e sono scappato via per fare l'intervento. Le fiamme altissime e la difficoltà di contenere l'incendio. Venezia era illuminata a giorno dal fuoco e il teatro si vedeva bruciare dal Ponte della Libertà. Abbiamo sentito il rumore del fuoco che sta avanzando lungo la tromba delle scale, abbiamo lasciato il posto perché altrimenti verremo coinvolti dalle fiamme che stavano avanzando. Ci siamo salvati anche perché con l'aiuto dei colleghi del nucleo elicotteri che hanno gettato quintali d'acqua. La speranza di salvare La Fenice era ormai sbiadita, l'obiettivo contenere l'incendio affinché non si propagasse alle case vicine. Bisognava proteggere la città, bisognava proteggere le case vicine, bisognava proteggere i tetti di Venezia, bisognava procurare acqua perché i canali vicino alla Fenice erano chiusi perché li stavano pulendo, bisognava trovare l'acqua, quindi abbiamo posizionato la motonave in servizio al porto, l'abbiamo posizionata in Canal Grande e con delle tubazioni abbiamo portato tanta acqua per affrontare un incendio che necessitava di tanta acqua. Alle volte ripercorrendo le stesse strade e pensando a quello che è stato perso, però sapendo che abbiamo fatto un'opera immensa, perché lavorare in quelle condizioni al buio, con acqua chiaramente che c'era, e quindi con poca acqua perché avevamo dei problemi un po' di acqua e quant'altro, e siamo riusciti a contenere l'incendio che non andasse a intaccare le case limitrofe. E La Fenice, fedele al suo nome, risorse. La notte del 29 gennaio 1996, il racconto del primo giornalista giunto sul posto, la disperazione dell'allora sindaco Massimo Cacciari e il lavoro dell'amministrazione per implementare la sicurezza in città dopo il rogo. Mi ricordo Massimo Cacciari, allora sindaco, totalmente esagitato, fuori di testa, che camminava da qua a lì coi capelli, piangeva, gridava e cercava di dare consigli per salvare il salvabile. Le urla, il panico, le fiamme, il lavoro instancabile dei vigili del fuoco, ma di salvabile non c'era ormai più nulla, e questo è stato chiaro fin da subito. Uno dei primi a raccontarlo, il giornalista Maurizio Crovato. Per caso ero a Venezia e dall'altana di casa mia ho visto questo bagliore rosso e per caso nella mia vita ho fatto anche il vigile del fuoco, per cui mi sono subito allertato e sono venuto esattamente qua avvisando una troupe e abbiamo fatto subito di notte le dirette. Era veramente un momento di panico totale. E così da lì in campo San Fantin, mentre gli uomini dei vigili del fuoco tentavano in ogni modo di spegnere le fiamme, sono iniziati i racconti con le immagini trasmessi da tutte le televisioni. Un pezzo di Venezia stava bruciando, se ne stava andando, e con lei un pezzo di cultura del nostro paese. È stato un momento di grande ripensamento per la città. Infatti, se vediamo i piloni dell'antincendio, c'è stato
stato, come anche ha detto più volte il sindaco Cacciari, un ripensamento sulla prevenzione, sulla cultura, sulla difesa della città. L'incendio alla Fenice è stato importante per capire questo nostro patrimonio deve essere tutelato, ma ci vuole tanta prevenzione. Ne è nato un impianto unico al mondo, formato da circa 60 km di tubazioni con circa 800 bocche da incendio, prima inesistenti, all'interno delle quali si trova acqua in pressione con portate notevoli che consentono oggi alla città di Venezia di affrontare gli incendi con acqua pulita, con getti che arrivano ad altezze tali da raggiungere i palazzi, e costituisce anche una riserva idrica per le attività ad alto rischio. Quel momento ha servito perché successivamente ha permesso di fare delle considerazioni su quella che era la sicurezza, e da quel momento si è iniziato a pensare alla sicurezza di un contesto fragile, quello appunto Venezia, che aveva bisogno di interventi all'interno e sulle strutture, ma che aveva anche bisogno di interventi su quella che era la rete idrica che permetteva ai vigili del fuoco e che permette oggi ai vigili del fuoco di spegnere quegli incendi con celerità. Il gioco d'azzardo è sempre più diffuso da nord a sud d'Italia e a tutte le età. Nel 2024 sono stati spesi 157 miliardi di euro, cifra pari al 7% del PIL. Non fa differenza il territorio bassanese, e qui i dati sono stati esposti durante un convegno. Il gioco d'azzardo in tutte le sue forme, dal gratta e vinci alle slot fino alle scommesse e alle piattaforme online, si può considerare ormai un buco nero che assorbe ogni anno enormi risorse degli italiani. Solo in Veneto si spendono 9 miliardi all'anno, quasi quanto la spesa sanitaria della regione, ovvero quasi il 10% del reddito lordo. Ma oltre il 15%, 1,5 miliardi va perso definitivamente. Non fa differenza il Bassanese, ovvero il distretto 1 dell'ULSS 7, dove vanno a finire nell'azzardo quasi 300 milioni, di cui quasi 47 non tornano indietro. C'è ancora un aumento del gioco d'azzardo, preoccupa molto il gioco online, che praticamente preoccupa sul tema delle giovani generazioni, ma preoccupa soprattutto la continua apertura dell'offerta. Anche quest'anno un gratta e vinci in più, e chiaramente la richiesta che si farà dopo alla politica nazionale sarà quella di assolutamente porre dei limiti. In questo paese si vendono oltre 4.100 gratta e vinci al minuto, 24 ore su 24, 365 giorni l'anno, a tutto beneficio peraltro dei rivenditori che per ogni tagliando venduto hanno un agio dell'8% netto. Il Bassanese ha dati leggermente migliori di provincia e regione, ma occorre continuare a lavorare. Associare la parola gioco a questo fenomeno non dà sempre la prospettiva corretta. Azzardo, ecco, chiamiamolo col vero nome, è peraltro anche un veicolo di riciclaggio di soldi sporchi per le mafie, quindi è proprio un fenomeno, un comparto da ripensare e non da vietare ma da regolamentare, perché se non va bene vietare non va bene neanche l'anarchia di Stato, così com'è. Al gioco d'azzardo si avvicinano anche i minorenni, nonostante il divieto, e per tutte le età vale un invito. Sappiano che la matematica lo dice in maniera importante, sono tutti soldi persi, buttati via. Parliamo ora degli agricoltori, perché sono stati 3.000 quelli arrivati da tutto il Veneto ieri a Padova per chiedere regole e reciprocità in Europa e chiedere la modifica del codice doganale e dire stop all'inganno in etichetta. L'esempio più eclatante è quello della passata di pomodoro che abbiamo visto negli anni passati, il triplo concentrato proveniente dalla Cina con l'aggiunta di acqua nel nostro paese veniva venduto come prodotto italiano sui mercati internazionali. Questo è stato attenzionato anche dalla stampa estera, identificato come un grande inganno. Prodotti stranieri spesso importati da fuori Europa di bassa qualità che vengono italianizzati grazie a lavorazioni minime per essere poi esportati all'estero come made in Italy. Ci sono carciofi egiziani che in Italia diventano sott'aceto, la cagliata ucraina che diventa mozzarella o petti di pollo che arrivano dal Sud America. Eccoli esposti alcuni dei più grandi inganni del codice doganale. La tappa padovana del Tour nazionale di Coldiretti ha riunito oltre 3.000 agricoltori di tutto il Veneto per chiedere l'abolizione della norma che consente di italianizzare prodotti stranieri. L'abolizione dell'ultima trasformazione sostanziale diventerà la madre di tutte le battaglie per l'agroalimentare nazionale
ma anche per quello veneto. Significa evitare che i prodotti che vengono importati dall'estero e manipolati o con una piccola trasformazione diventano di provenienza italiana. Riteniamo che sia un'operazione di trasparenza e di verità per i nostri produttori, ma anche per i nostri cittadini consumatori, che da questo devono trovare la possibilità di acquistare nei supermercati o in qualsiasi punto vendita prodotti del territorio e prodotti nazionali fatti con i più alti standard qualitativi. In Italia c'è l'obbligo dell'etichetta di origine che consente al consumatore di conoscere la provenienza del prodotto, ma questo non in Europa, dove la mozzarella può essere fatta con latte tedesco, polacco, di caglia ucraina appunto, e poi venduta come made in Italy, così come la pasta fatta con il grano canadese glifosato. Questa cattiva pratica consentita dall'Europa, così come i falsi prodotti italiani, ma che sono cosiddetti Sounds of Italy, cioè che richiamano nel nome un prodotto italiano all'estero, hanno raggiunto la cifra record di 120 miliardi di euro, colpendo le specialità italiane, soprattutto quelle DOP. È un altro fenomeno che oggi cuba quasi 2 volte la nostra esportazione, soprattutto negli Stati Uniti, che dobbiamo combattere sia in Europa ma anche all'estero, per dare proprio quella trasparenza e tracciabilità dei nostri prodotti che oggi invece vengono copiati o italianizzati in maniera impropria o illecita e che riteniamo siano invece da vietare, da sanzionare. In testa ai più taroccati alcune DOP del Veneto come il grana padano e l'asiago, e poi salumi, olio e conserve. Dire esattamente qual è la provenienza di un prodotto agroalimentare partendo da quello che è il prodotto agricolo, più trasparenza creiamo, più valore economico distribuiamo sulle nostre imprese, ma soprattutto diventa anche una risposta in termini occupazionali, in termini sociali, perché grazie all'agricoltura e all'agroalimentare, quello trasparente, siamo riusciti in questi anni a far crescere sempre di più la possibilità di dare certezza alla nostra collettività. Dopo la caduta di un pino di 15 metri al parco pubblico di via Casoni a Torri di Quartesolo, albero che ha danneggiato un'auto, il sindaco in sopralluogo e i tecnici in ricognizione per la messa in sicurezza dell'area e il taglio degli altri alberi pericolosi. All'indomani della caduta del pino di 15 metri rovinato sopra una vettura in sosta in strada, che ha anche danneggiato la recinzione del parco pubblico, fortunatamente senza feriti o conseguenze, l'amministrazione procede alla messa in sicurezza dell'area tra via Casoni e via 4 novembre a Torri di Quartesolo. Si tratta di un nucleo di 3 pini che nel corso degli anni avevano subito un'inclinazione verso le abitazioni e le strade. Uno era già stato tagliato, ora si procede al taglio anche degli altri al fine di rendere sicura l'area e garantire l'incolumità pubblica. E qui c'è un parco per bambini, ma ci sono anche 2 strade, quindi strade molto utilizzate. Ieri è andata bene perché poco prima della caduta dell'albero erano passate alcune macchine con dei bambini a bordo e siamo stati fortunati. La potatura di questi alberi rientra in un programma più articolato di potature e di abbattimento di alberi pericolosi. Gli alberi sono importanti, abbelliscono il nostro territorio, sono importanti per l'ambiente, ma quando diventano pericolosi devono essere eliminati. Sindaco in sopralluogo, tecnici all'opera. Al vaglio ci sono anche altre piante in diverse zone del territorio comunale. C'è un programma articolato di abbattimento di alberi pericolosi sia all'interno dei parchi che lungo le direttrici stradali. In ottobre è il momento ideale per la piantumazione, sostituiremo ciò che è stato abbattuto con altri alberi autoctoni e con un ritmo di crescita lento. Continua il botta e risposta tra il sindaco di San Giorgio in Bosco, l'opposizione e il parroco di Sant'Anna Morosina, don Giuseppe Tonin, per quanto riguarda l'ampliamento dello stabilimento Acquavera. Lo stabilimento Acquavera in via Valsugana a San Giorgio in Bosco è pronto a raddoppiare con un ampliamento di altri 17.000 metri quadrati. È questo il progetto che tanto sta facendo discutere in paese, dividendo cittadini favorevoli e contrari. Tensioni tra sindaco e opposizione, ma anche con il parroco della parrocchia di Sant'Anna Morosina che, seppur indirettamente, si è espresso contro l'iniziativa in una sua recente omelia. Il sindaco scrive al vescovo per zittire il parroco e inoltre manda anche lettere a noi consiglieri per intimidire, ma qui la realtà non è chi parla, ma quello che il sindaco non vuole vedere. 5.000 cittadini si sono già espressi con le loro firme per dire basta. E il nostro territorio in questi anni ha già dato tanto, troppo, ed è ora di dire basta alla svendita del suolo e dell'acqua per il profitto.
Non solo una raccolta firme, il 4 febbraio è in programma anche un evento in sala consiliare per ribadire il loro no al progetto, ma il sindaco ci tiene a precisare. Ai consiglieri di opposizione, dopo aver visto nella cassetta della mia posta, come in quella di tutti i cittadini di San Giorgio in Bosco, un volantino di cui si fa anche dileggio del sottoscritto e del gruppo di maggioranza, ho chiesto solo se riconoscono la paternità di quanto è stato scritto nel volantino. Quanto al confronto con Don Giuseppe Tonin, risponde così. Io non sto zittendo assolutamente il do, anzi ho chiesto soltanto che in chiesa si parla della parola del Signore, in consiglio pastorale si parlerà dell'ampliamento dello stabilimento del gruppo San Pellegrino. Noi siamo in chiusura, io vi lascio alla sigla, alle previsioni del tempo, a seguire l'appuntamento con Marco Goldin che in una pillola ci racconterà un altro dei capolavori in mostra Santa Caterina a Treviso e poi Casa Pappagallo, e alle 16:15 la nostra programmazione continuerà con il film Il ritmo dell'amore. Grazie per averci seguito, grazie ai colleghi in regia, buon proseguimento di giornata.